Ben ritrovati, siamo pronti per questa nuova edizione, ma cominciamo dai titoli. Dall'inchiesta sui falsi diplomi emergono alcuni particolari che restituiscono il clima diffuso di illegalità. C'è anche chi ha esibito il titolo conseguito in una scuola chiusa. Senza royalties da 5 anni protestano i pescatori di Crotone, nuovo sit-in per chiedere l'erogazione del fondo. A Cosenza, la 2 giorni di cose concrete, primo forum europeo sull'impresa culturale e creativa. Venerdì intenso per il governatore Oliverio, prima l'incontro con i sindaci a Soverato, poi l'assemblea del partito a Lamezia. Orlando prende nota, spetta a Roma decidere. Subito al lavoro la nuova giunta comunale di Vibo, 8 gli assessori che affiancheranno il sindaco Limerdo. La commissione dà l'ok all'agibilità dello stadio San Vito Marulla, ma mancano i seggiolini. La favola del piccolo Cisse diventerà una fiction, ad annunciarlo Franco Corbelli. Ben ritrovati in nuova edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai titoli. Torniamo ad occuparci dell'operazione Minerva che, come vi abbiamo anticipato ieri nei nostri telegiornali, ha portato ad indagare 25 persone, oltre a quelle già coinvolte nel primo filone d'inchiesta. Nella centrale di Mangone si stampavano diplomi falsi utilizzati per accedere all'insegnamento a danno degli aventi diritto. Gli inquirenti hanno ricostruito il meccanismo anche grazie ad alcuni errori commessi dagli indagati, come quello, ad esempio, di assegnare un diploma di un istituto ormai chiuso da tempo. Vediamo. Un'organizzazione quasi perfetta, quasi appunto, perché qualche errore gli indagati dell'inchiesta Minerva lo hanno commesso, come per esempio assegnare un diploma a un aspirante docente utilizzando un istituto che aveva chiuso i cancelli ormai da anni. Un candidato ha presentato un diploma dell'Istituto Nazionale Scuole e Corsi Professionali di Cosenza riportante la data del 2005, cosa alquanto anomala anche perché da quello che sappiamo questo istituto è stato chiuso nel 2002, quindi non avrebbe mai potuto produrre questo tipo di atto. Questa e altre tracce hanno portato gli inquirenti a seguire la pista giusta, svelando il vero valore di quei pezzi di carta sbandierati davanti agli uffici del provveditorato o direttamente dai dirigenti scolastici. Carta straccia, come quella rinvenuta nella centrale di Mangone. Abbiamo rinvenuto all'interno di un'abitazione di Mangone strumenti, atti per la falsificazione di questi diplomi. In particolare nell'occasione abbiamo potuto sequestrare sistemi informatici contenenti appunto i file appunto per la riproduzione identica di questi atti ed il materiale cartaceo che poi è sono dei fogli di carta pergamenata che appunto riproduce in maniera quasi perfetta quelli che sono i diplomi rilasciati dalla pubblica amministrazione. I diplomi e i certificati calabresi aprivano le porte dell'insegnamento non soltanto agli istituti della regione, si registrano casi anche in altri territori, scoperti grazie alla eco dell'inchiesta. Gli istituti scolastici riportati all'interno di questi atti falsi sono sicuramente parte lesa, in quanto ignari dell'attività che queste persone portavano avanti. Quindi devo essere sincero, in tutti i casi hanno fornito una grande collaborazione con il personale inquirente, tant'è vero che hanno messo a disposizione tutte le informazioni possibili al fine di far chiarezza ed accertare le responsabilità degli indagati. Molti docenti che hanno usufruito dell'aiutino sono stati sospesi. L'indagine aiuterà a ristabilire l'ordine legale nelle graduatorie. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'interdizione dai pubblici uffici a cui era sottoposto dal 17 dicembre scorso Luigi Zinno, ex dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione coinvolto nell'inchiesta Lande Desolate. Lo rende noto il legale di Zinno, l'avvocato Cesare Piraino, che sottolinea gli atti dimostreranno la correttezza del suo operato. Si attendono adesso le motivazioni della Corte.
Cambiamo argomento, la protesta dei pescatori di Crotone, un nuovo sit-in per chiedere l'erogazione dei fondi. Vediamo. Sono scesi ancora una volta in piazza i pescatori di Crotone per protestare contro la mancata erogazione delle royalties, ossia il risarcimento che spetta loro per il mancato pescato, conseguente alla riduzione dell'area di pesca per la presenza delle piattaforme per l'estrazione del metano davanti la costa. Una storia che va avanti da tempo e così questa mattina hanno inscenato una nuova protesta in Piazza della Resistenza. Chiedono la possibilità di percepire questo fondo che consenta loro di continuare a lavorare e a vivere, visto che per molti è l'unica fonte di reddito. Da 5 anni i pescatori non percepiscono più le royalties nonostante il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo l'ennesimo incontro in Regione ormai mesi fa, durante il quale c'era stato assicurato una soluzione della questione, abbiamo fatto i passi necessari, abbiamo trasmesso tutta la documentazione che dice che effettivamente il problema delle royalty rispetto agli aiuti di Stato dal punto di vista legale, finanziario, non esiste, ma la Regione non si è fatta più sentire né attraverso i comuni né direttamente con noi. Abbiamo anche interessato di questa giornata ulteriore di sciopero la Prefettura, speriamo si faccia sentire qualcuno, altrimenti passeremo ad altri tipi di protesta. La politica adesso, venerdì intenso per il governatore Oliverio, prima l'incontro con i sindaci a Soverato, poi l'assemblea del Parto a Lamezia. Il vice segretario nazionale del PD Orlando prende nota, aspetta però a Roma decidere, vediamo. Il vice segretario nazionale del Partito Democratico Andrea Orlando è arrivato in Calabria per avviare una nuova fase di ascolto e di discussione. Obiettivo: dare un nuovo slancio al PD in questa regione. A Lamezia un lunghissimo pomeriggio di confronto con rappresentanti istituzionali, quadri, dirigenti, iscritti e simpatizzanti, terminato a notte fonda. Lo sguardo ovviamente è rivolto alle prossime regionali, ma all'interno del partito, si sa, sono ancora diverse le correnti e i nodi da sciogliere, ad iniziare dalle candidature. Sull'esperienza di governo targato Oliverio, da Orlando non arrivano parole chiare. Oggi noi discutiamo di come si rimette in campo il PD e si costruisce una coalizione. Le persone, i metodi, i percorsi saranno la conseguenza di questa discussione, che deve cercare di corrispondere a due obiettivi fondamentali: l'unità e il rinnovamento. L'unità è la condizione del rinnovamento e il rinnovamento è la condizione dell'unità. Nessun nome dunque per adesso. Altro nodo, il congresso chiesto da Luigi Guglielmelli per rimettere, ha detto, il partito dentro binari democratici, ma anche su questo punto l'idea di Orlando è diversa. I congressi sono la conseguenza di un ragionamento politico, cioè noi dobbiamo rovesciare il tema, noi dobbiamo darci l'obiettivo. L'obiettivo è una coalizione larga, rinnovata, che includa forze civiche e un partito unito. Se ci si arriva con i congressi si fanno i congressi, se non ci si arriva con i congressi ci si va attraverso altre vie. Stesso discorso poi per le primarie. È sempre uno dei punti a cui dobbiamo arrivare e non dal quale dobbiamo partire. All'incontro di Lamezia Terme presenti tutte le correnti Dem e anche il governatore Oliverio che stringe la mano ad Orlando. Poi i vari interventi, le critiche di Guccione e Censore all'operato della giunta regionale, per i quali è necessario un passo indietro, il riferimento ovviamente al governatore. L'intervento pro Oliverio di Giuseppe Aieta, che rivendica invece il lavoro fatto alla guida della regione. Il venerdì di Oliverio può iniziare così il pezzo, atteso che il Presidente ha vissuto una giornata stancante, piena e dalle emozioni forti. Il primo appuntamento a Soverato, tutto rose e fiori, con applausi e condivisione convinta dei tanti sindaci per l'abbiamo fatto Dei. Incentrato su crescita, sviluppo e rapporti. Il secondo, di certo, meno comodo, ma alla fine confortante, a Lamezia, con i compagni del PD, chiamati a raccolta dal vice segretario nazionale Andrea Orlando. Venuto in Calabria per dire che cosa? I più accaniti avversari del governatore si aspettavano che l'ex ministro scrivesse la parola fine alla telenovelas Oliverio ricandidato sì o no. O meglio, ci speravano, ma il niet non è arrivato, perché Orlando ha preferito giocare a centrocampo, che tradotto significa dire e non dire niente.
L'attesa alla Lamezia c'era tutta, visto che erano anni che non si registrava una presenza così massiccia ad una riunione del partito. Domanda d'obbligo: è cambiata l'aria oppure a convogliare tanta gente alla Lamezia è stata la curiosità di assistere ad un improbabile finale di partita? Lo sapremo solo vivendo. È certo però che Oliverio, dopo aver fatto il pieno di sindaci al Soverato, ha mandato un messaggio forte al partito, per la serie io o i voti. Quindi, che dobbiamo fare? Questa è la domanda, anzi la domandona, alla quale Roma dovrà dare una risposta definitiva in tempi brevi, il che significa che il congresso non ci sarà e nemmeno le primarie. Il tempo stringe e cingischiare non conviene a nessuno. Insomma, riunione in perfetto stile PD, tante parole ma di fatti concreti nulla. Che farà adesso Oliverio? Niente, aspetta il partito, ma anche se non dovesse arrivare, la macchina è già in moto. A Cosenza adesso per la 2 giorni di cose concrete, il primo forum europeo sull'impresa culturale e creativa. Vediamo. È partito da Cosenza il primo forum europeo sull'impresa culturale e creativa denominato Cose Concrete, una 2 giorni organizzata dal Comune di Cosenza e dall'Ente Nazionale per il Microcredito, con il contributo della Fondazione Carical, che mette a confronto istituzioni pubbliche, operatori del settore privato, esponenti del mondo accademico e finanziario ed organismi no profit interessati al settore dell'industria culturale e creativa. Io ho visto da sindaco in questi anni che ci sono tantissimi giovani, tantissime aziende che si rivolgono a noi perché tutte sono interessate a questo settore. Questo è un settore che produce una ricchezza enorme, non solo perché c'è tanta gente che lavora in questo settore, fra l'altro lo fa con passione, lo fa perché ha voglia di dedicarsi a queste attività, ma poi queste attività sviluppano anche un indotto diverso di tipo turistico. Abbiamo visto che quando si fanno delle attività di intrattenimento, di spettacolo, aumenta in modo esponenziale il turismo, perché le persone che vengono nei luoghi vogliono trovare dei luoghi vivi, dove c'è la vita. Quindi noi pensiamo che anche in prospettiva la Regione Calabria debba puntare su queste attività e oggi questo forum è importante perché mette insieme tanti attori, compresi quelli che poi nel pomeriggio parleranno del supporto finanziario e del supporto anche economico alle attività di impresa. L'iniziativa è frutto di un rinnovato interesse nei confronti della filiera della cultura e della creatività, che rappresenta un driver di sviluppo che può conciliare valore economico, valore culturale e valore sociale. Parliamo di economia sociale di mercato, che è l'alternativa all'automatismo del mercato che ha come scopo il profitto, mentre noi dell'economia sociale abbiamo come obiettivo la valorizzazione dei bisogni della persona. E quindi unire l'impresa culturale, unire l'impresa innovativa con lo strumento finanziario del microcredito, soprattutto per chi non ha possibilità di accedere al credito, significa percorrere l'ultimo miglio, che è quel territorio virtuale che divide il bisogno dalla sua soddisfazione. Quindi a Cosenza abbiamo lanciato la prima iniziativa per lanciare un messaggio nazionale, europeo e internazionale, che la cultura è la linfa, l'alimento della fantasia e dell'essere persona. Quindi sono felice di essere qui e di dare la possibilità a tutte quelle imprese, a quelle vocazioni che vogliono esprimersi ma non possono, di farlo. E da Cosenza Vibo, perché al lavoro la nuova giunta comunale, gli assessori che affiancheranno il sindaco Limerdo. Vediamo. Ha convocato tutti nella sala del Consiglio Comunale per presentarli ufficialmente dopo aver firmato il decreto con il quale ha assegnato loro le deleghe. Il sindaco di Vibo Valentia non ha voluto perdere tempo, scegliendo di rendere subito operativo il suo esecutivo senza aspettare le questioni interne a Fratelli d'Italia, uno dei partiti della coalizione che l'ha eletta e dal quale attende l'indicazione. Per il momento sono 8 gli assessori di Maria Limerdo. Per Forza Italia Maria Teresa Nardo al bilancio e Franca Falduto alla pubblica istruzione, politiche giovanili e politiche sociali. Per Città Futura
lista a suo tempo composta dai fuoriusciti dal PD, l'ex capogruppo di questo partito Giovanni Russo ai lavori pubblici e Gaetano Pacenza, già assessore della giunta di sinistra dell'allora sindaco San Marco alle attività produttive. Per Rinascivibo, lista dei forzisti vicino ad Occhiuto, Pasquale Scalamogni all'urbanistica. Per la lista ispirata dall'UDC Vincenzo Bruni, figlio del leader provinciale del partito con delega all'ambiente. Per la lista Forza Porto Santa Venere, Dalliena Rottino alla cultura. Infine Domenico Primerano, suo uomo di fiducia, che per questo sarà il vice sindaco. È un onore aver ricevuto questo incarico, questa nomina. Non me l'aspettavo, per dire la verità, perché avevo dato la disponibilità a fare l'assessore in modo delibato, però non sono riuscito a dire di no al primo sindaco donna della città. Poi abbiamo parlato dei programmi, cosa vuole fare lei, qual è il suo programma elettorale, tant'è che la mia delega riguarda la pianificazione strategica, la governance locale e la cittadinanza attiva. 3 argomenti che sono stati la mia vita di 40 anni di lavoro. La pianificazione strategica, nel senso che se tu non fai una programmazione virtuosa non vai da nessuna parte, non puoi governare l'emergenza, e il sindaco questo l'ha accettato, anche se vedete come è fatta la composizione della giunta. Quindi noi in questi mesi dobbiamo lavorare per avere una strategia almeno annuale, biennale, triennale, che verrà comunicata alla città per dire cosa facciamo, quali sono gli obiettivi e qual è la calendarizzazione di questi obiettivi da raggiungere. Poi la seconda parte è la governanza locale. Se tu come amministrazione non vai incontro alle esigenze degli stakeholder tipo gli industriali, i commercianti, la Camera di Commercio, le associazioni giovanili, le associazioni culturali, non puoi amministrare da solo. Cioè, quindi la governance significa che non sei unilaterale nell'amministrare la città, ma che vuoi amministrare insieme agli altri. A Cosenza un 29enne originario della Guinea è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere il responsabile delle molestie subite giovedì scorso da una 13enne nel centro della città dei Bruzzi mentre stava tornando a casa. L'episodio era stato denunciato ai carabinieri del comando provinciale dai genitori della ragazza, ai quali la 13enne aveva riferito dell'aggressione subita. All'identificazione del 29enne, che è stato portato in carcere, si è giunti attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Il giovane inoltre è stato riconosciuto come il responsabile dell'aggressione dal padre della ragazza che l'ha subita. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. Tragico incidente a Belvedere Marittimo. A perdere la vita un 74enne residente nella cittadina tirrenica. Sul posto i sanitari del 118, a cui non è rimasto che constatare la morte dell'anziano. Arrestato dai carabinieri alla Mezzia Terme un cittadino gambiano di 23 anni, domiciliato in passato nell'ex baraccopoli di San Ferdinando. Il giovane deve scontare una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole di alcune rapine commesse ai danni di 3 giovani prostitute. Le 3 donne, secondo quanto è emerso dalle indagini dei carabinieri, furono minacciate e rapinate di alcune somme di denaro e dei telefoni cellulari. È caduto in un tombino a Serra San Bruno nel Vibonese. Il ferito ha dovuto attendere oltre 40 minuti prima che giungessero i soccorsi. Sono stati alcuni cittadini presenti al momento dell'incidente a chiamare il 118, ma sia l'ambulanza dell'ospedale di Soriano che quella di Serra San Bruno erano impegnate in altri servizi. A prestare aiuto per primo all'infortunato è stato un medico di passaggio. Accusato di furto aggravato in concorso commesso il 12 maggio 2017 in un'azienda agricola di Canosa in Puglia, un cittadino romeno di 42 anni è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Taurianova. L'uomo è stato condotto nel carcere di Trani. Lo stadio Marulla, siamo a Cosenza, è agibile, ma dovranno essere effettuati diversi interventi per metterlo a norma. La capienza totale indicata dalla Commissione di Vigilanza sarà effettiva quando verranno installati i seggiolini mancanti nei vari settori. Il presidente della Lega Balata intanto elogia la gestione della società rossoblù. Vediamo.
Una partita così lunga al Marulla non si era mai giocata. Ci sono volute 12 ore per arrivare alla firma del verbale con cui la commissione di vigilanza ha dato il via libera alla concessione dell'agibilità dello stadio. 7 pagine che raccontano quello che è stato fatto e soprattutto quello che c'è da fare per mettere a norma l'impianto. Tante prescrizioni che riguardano la sicurezza e il completamento della struttura, l'accoglienza dei tifosi ospiti, le migliorie dell'impianto di sorveglianza e l'indicazione della capienza massima fissata in oltre 21.000 posti. Un numero ad oggi soltanto virtuale, considerato che per posti in Serie B si intende sedute individuali dotate di seggiolini. Al momento di seggiolini tra vecchi e nuovi nei settori del Marulla ce ne sono 6.500. Per coprire tutti i gradoni in cemento ne servirebbero 14.695. Una dotazione necessaria e onerosa. Centinaia di migliaia di euro che l'amministrazione comunale vorrebbe fosse il Cosenza ad anticipare per poi scomputare le somme spese dal canone della convenzione di uso dello stadio. L'accordo però è legato alla durata della stagione agonistica e la spesa invece richiede anni e anni per essere ammortizzata. Ecco perché il presidente della Lega Mauro Balata ha presenziato alla commissione di vigilanza perorando la causa della società del presidente Guarascio. Una realtà virtuosa, ha detto, in un panorama complicato come quello della Serie B. Fare calcio con le poche risorse che vengono destinate dalla mutualità è un'impresa titanica, ha detto Balata, ed ha una valenza sociale che non si può tralasciare. Serve sinergia tra società, amministrazione e tifoseria per evitare i fallimenti, eventi negativi per le comunità e tragedie familiari. La favola del piccolo Cis diventerà una fiction, ad annunciarlo ai nostri microfoni Franco Corbelli. Vediamo. Franco Corbelli, la favola del piccolo Cis diventa ormai internazionale, molte le richieste che arrivano un po' da tutto il mondo. Sì, è vero, dopo il grande successo del Salone Internazionale del Libro di Torino del mese scorso con la presentazione del mio amico Vittorio Sgarbi, iniziano ad arrivare diverse richieste dalla Germania, dalla Svizzera, a parte che voglio dire c'è in Italia un grande interesse, anche i partigiani milanesi di Bimodrone, che è un grosso centro alle porte di Milano, hanno voluto questo libro per promuoverlo nelle scuole, da Modena, da Bergamo, da Firenze, Bari, Napoli. Ecco, questa dimostrazione che quello che viene raccontato e documentato in questo libro va al di là dello stesso volume, è una qualcosa che a mio avviso dovrà servire sempre come monito per una riflessione su quello che è il dramma dell'immigrazione, ma anche quello che è il grande valore dell'accoglienza e della solidarietà. La storia del piccolo Sis, ecco la pronuncia esatta, Sis, di questo bambino ivoriano, ricordiamolo, di soli 5 anni, sbarcato 2 anni fa al porto di Corigliano da una nave tedesca stracarica di migranti, e che noi siamo riusciti a ridare ai suoi genitori, rintracciando il papà miracolosamente in Francia e la mamma che era stata fatta addirittura prigioniera dagli scafisti in una di quelle carceri lager orribili della Libia. Bene, il lieto fine è che oggi il bambino si trova con il papà in Francia, che era il suo sogno. Ecco, questa è la favola vera che servirà a mio avviso anche come dire, per i bambini, perché io voglio continuare a portarlo nelle scuole per far capire che a volte anche le favole possono, come dire, realizzarsi. C'è anche un altro progetto molto interessante, questa favola potrebbe diventare anche una fiction. Sì, intanto diventerà sicuramente, ve lo anticipo oggi qui dal TG10, una fiaba illustrata per le scuole dell'infanzia e le scuole elementari, ma c'è anche un progetto di una fiction, io ne parlerò anche di questo e con il Presidente, mi auguro che ci sia anche il suo sostegno per questa iniziativa. Questa storia merita, a mio avviso, di essere fatta conoscere dovunque e con ogni mezzo possibile. Anche la fiction secondo me è importante, ecco perché stiamo lavorando anche a questo grande progetto televisivo. Un appuntamento, quarto Memorial Giuseppe Sirangelo, domani a Bosco di Rovito, siamo nel Cosentino, un'intera giornata dedicata allo sport, il cui slogan è Tutti in campo per Giuseppe. La manifestazione è voluta dalla famiglia del giovane prematuramente scomparso, il papà Paolo, la mamma Renata, il fratello Claudio, e dall'associazione Boscolandia, dove Giuseppe giocava a calcio. Quest'anno l'associazione ospiterà 20 bambini di una casa famiglia. Per loro sarà preparato il pranzo all'aperto, ci saranno dei giochi, la musica e tanto divertimento. In serata scenderanno in campo anche gli amici e gli ex compagni di squadra di Giuseppe. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. L'anticiclone nordafricano, che sta imponendo il proprio dominio sul Mediterraneo centrale, ha raggiunto il suo apice.
Dopo i picchi di caldo previsti per la giornata di sabato, assisteremo tra domenica e lunedì ad una graduale diminuzione delle temperature di qualche grado, grazie alla debole insinuazione di correnti più miti da ovest che tenderanno a far ritirare l'alta pressione verso sud. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, tendenza a parziali nuvolamenti sui rilievi e nel corso del pomeriggio, temperatura in lieve diminuzione nei valori massimi. Domani venti deboli a regime di brezza con mari poco mosso il Tirreno, calmo o quasi calmo lo Ionio, localmente poco mosso il settore crotonese. Bene, per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.